Allora io esco. Dove vai? Fuori. No, domani c'è scuola, a quest'ora fuori tu non ci vai. Io invece ci vado. No, te non vai da nessuna parte. Sì, io invece vado. No, te non vai da nessuna parte. Invece sì. Quando vai? Dove vai? Ma cosa si sta a casa? Ma poi non stiamo mettendo va, a quest'ora. Dove vai a quest'ora? Dove vai? Ma stai cazzo di che? Vai! Ascolta! Va! Ma vaffanculo, ma dove vai? Dove vai? Dove vai? Va a casa, ciao! Ragazzi, subito, devo dirvi una cosa urgentemente, ci troviamo davanti a scuola. Che? Di cosa è successo? I ragazzi mi hanno picchiato, non so cosa fare. Va bene, dove sono ora? Fuori. Va bene, noi andiamo a parlare, ti aspettaci tu. Dai, non so fare. Dai, mettiamoci in fila a studiare almeno. No, perché sennò poi... Dai, sì. Non ci andiamo a fare a scuola. Non lo so. No, scappare! Oddio, a me fa quasi paura, guarda. Ci picchia? No, mi denuncia. Oddio, che paura, fammi immagini. Che fatica. Sì, che mi manca Wow. 12 anni in prigione. 12 anni. Esiste il carcere minorile. Manco con i vostri appunto sfigatori. Sì, comunque si sa, perché quando finirete in carcere ci vedo. Sì, grazie. Elena è stata fortunata perché partiva a pettorino e io l'ho scampata. Però che si fa? Io non ci voglio finire qua, ci sto già finendo una volta. No, quindi basta. Io ho avuto dei guai insomma di questo genere, ma non ce li voglio avere perché appunto è successo un casino quella volta, perciò no. Hanno macchina di scudo, tanto come Sfigatone. Vabbè, dai, neanche di scudo. Kevin! Come dite in casa? Ciao ragazzi, forse abbiamo pensato che il nostro comportamento non è stato dei più educati e gentili. Quindi facciamo chiedere scusa. Sì, ci perdonate. Certo, aspettate, scusa accettate. Andiamo in classe, va? Ci sei fatta?